In corsia 1 parte Alice Groppo, Zeus Lab Montebelluna. Corsia 2 Nicole Innocenti, Adria Monfalcone. Corsia 3 Vittorita Alexandra Bogdaneci, Ciclo Nuoto Wisp. Corsia 4 Federica Pozzobon, Nord-Est H2O. Corsia 5 Martina Pinarello, Idros. Corsia 6 Lucia Menegaldo, Idros. Corsia 7 Martina Tollot, Nottoli Nuoto 74. Corsia 8 Martina Collodel, Nottoli Nuoto 74. In acqua anche questa finale, l'ultima al femminile per quanto riguarda i 200 farfalla, primato del 2017, Aglaia Pezzato, 2:14 e 94. Primo riferimento come sempre che arriva alla virata dei 50 metri è Lucia Menegaldo in vantaggio con 30 e 66 su Vittorita Bogdaneci, 30 e 72. Sale al comando in corsia 3 Vittorita Bogdaneci, 34 e 93 il suo secondo tratto. Martina Pinarello 35 e 28, Lucia Menegaldo 36 e 29. Virata dei 150, sempre la Bogdaneci in vantaggio con la Pinarello nella sua scia in seconda posizione, 98 i centesimi di ritardo nei confronti della portacolori del CN Wisp Bologna. Terza piazza per la Pozzobon, corsia numero 4. Con la Menegaldo lì vicina in corsia 6, torniamo là davanti però per seguire quest'ultima basca conclusiva che riporta le atlete alla testata principale, quindi vantaggio ormai rassicurante per Vittorita Bogdaneci che va alla vittoria dei due farfalla femminili, 2:16 e 72 su Martina Pinarello, 2:19,03 e quindi Lucia Menegaldo 2:20 e 44 a chiudere in terza posizione. Ed eccoci arrivati